Non siamo più in grado di fare politiche di prospettiva per i giovani, per le persone che sono state espulse dal mondo del lavoro e hanno una professionalità scarsa, per tutte quelle persone che escono dalla scuola e non sanno da che parte girarsi. Queste sono le vere difficoltà, queste sono le cose che dobbiamo portare avanti tutti i giorni e purtroppo non siamo più in grado di farcene carico. E questo è il male nostro. Il male nostro è l'incapacità di prendere il toro per le corna e di far sì che oggi, scusatemi la frase, per il sindacato è il tempo delle sperle. Sapete cosa significa essere nel periodo del tempo delle sperle? Significa che se vogliamo veramente dare il nostro contributo ad un futuro vero, serio, concreto dei lavoratori, dobbiamo andare dai lavoratori a dire quelle che sono le realtà disarmanti. Un nostro paese che ha lo sfascio ed una classe politica che non è in grado di costruire strategie significative. Dobbiamo fare dei ragionamenti ben precisi, dobbiamo dire ai lavoratori che il mondo del lavoro non lo possiamo più leggere con gli specchietti retrovisori che hanno caratterizzato le azioni sindacali degli anni passati. Dobbiamo avere la capacità di costruire nuove tutele di fronte a un mondo del lavoro che è in continua evoluzione e che continua a cambiare giorno dopo giorno. Dobbiamo dire ai lavoratori che è la solidarietà che premia. La grande difficoltà nostra, e vi parlo un sindacalista che è segretario dei metalmeccanici della FIM, e non mi vergogno di dire queste cose perché preferisco parlarvi della realtà, non delle cose belle solo ed esclusivamente a parole, che se vado a chiedere ai lavoratori di scioperare per un rinnovo del contratto nazionale, non scioperano, perché il ragionamento della gente oggi è che tocca al sindacato trovare le soluzioni, ma tocca a lui senza il mio aiuto. Allora dobbiamo riscoprire questo, dobbiamo riscoprire la necessità di essere un sindacato educatore, dobbiamo mettere alla prova gli imprenditori. Stasera solamente alla fine ho sentito parlare di imprenditorialità, ma voi pensate che il mondo del lavoro non sia cambiato anche per un nuovo atteggiamento della classe imprenditoriale che è completamente diversa da 30 anni fa? Dove sono gli imprenditori che lavoravano di prospettiva? Oggi ci troviamo di fronte a degli imprenditori che lavorano solo ed esclusivamente sul profitto imminente, a qualsiasi costo e a qualsiasi condizione. Noi oggi lavoriamo con degli imprenditori che non sono più in grado di garantirti affidabilità, arrivano a raggiungere determinati impegni che vengono sistematicamente disattesi nel momento in cui fanno due conti non è il profitto che vogliono loro. E per questo abbiamo bisogno dei lavoratori. Mi dispiace, sono molto onesto su questo e vi domando scusa perché probabilmente dico cose che possono dispiacere. Ma in un rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, quando Federmeccanica fa una proposta dove dice che gli aumenti del contratto nazionale possono beneficiarne solo ed esclusivamente chi non ha i minimi contrattuali, e avere un governo che su questo non dice niente, perdonatemi, è vergognoso.